Chissà è una poesia dedicata all'amore siciliano. Sopra sta terra nasciu la mia vita. Sopra sta terra cresciu la mia vita. Sotto sto cielo vitti lo sole e poi la luna. Gli stiggi rilontano si fanno puro tagliare. Sopra sta terra l'amore si incontrò con l'amore. Le mani si scincero come due cori, chi si ungino chi lacrime e sorrisi. Rincia l'occhio, talia l'amore. Sciatanno piaceri e dolori, gioi e contentizi. Ah, l'amore, l'amore, sta parola è come lo tempo. Chi s'ammuccia, corri e se ne va. Cancellano figli e madri, che di sta terra scuidare non si può. Verdi come lo frumento sono le tue parole. Quando un talo petto scinci l'amore e lo silenzio ri la terra canta storie da oggi tempi. Seno duciuri, amore mio, duciuri seminati sopra sta montagna verde, che aspettiamo quando giorna e quando scura. Veristi so che l'amore si scrive, si legge, si parla, ma cancellare non si può. Scinciti a mia, amore mio, volamo sopra lo vento sciuroso, senza pensare quando arriviamo, e siccaremo, non ti preoccupare. Dentro l'amore moremo. Da una recente statistica, l'80% della popolazione mondiale nutre dei seri problemi riguardanti la depressione, l'infelicità, l'insicurezza del proprio essere, la sfiducia nel prossimo, la delusione di aver scelto il proprio stile di vita sbagliato, cose che purtroppo portano ad un difficile e complicato rapporto sociale con le persone che ci circondano. Abbandonarsi a se stessi, non curare la propria persona, arrendersi al destino che ci ha riservato questa triste vita, sono motivi che derivano esclusivamente da un'unica ragione: la solitudine. L'essere umano non esiste per vivere da solo. Anche gli animali, per stare bene, hanno bisogno di una compagna. È fondamentale per ciascuno di noi sentirsi bene, per poter continuare ad andare avanti ed affrontare il difficile percorso che ci riserva la vita. Nasce così Strano Amore Siciliano, un'agenzia matrimoniale televisiva che permette a tutte quelle persone sole di ritrovare la serenità e la fiducia nel prossimo ed avere finalmente una vita piena di colore con la persona che abbiamo sempre desiderato, evitando così lo stile in bianco e nero a cui fino ad oggi siamo stati costretti a sopportare. Esporsi in pubblico per cercare la propria anima gemella non è indice di vergogna, lo è invece decidere di rimanere soli per tutta la vita.
farsi vedere in uno schermo dai vostri amici o dai vostri conoscenti, mettersi in mostra davanti agli occhi della gente, dimostrerà a tutti quelli che vi guarderanno il vero lato del vostro carattere. Serio, coraggioso, determinato, aperto e pronto soprattutto a ribellarsi ai pregiudizi della gente che ci circonda, evitando così per colpa dell'ignoranza di rimanere soli per tutta la vita. E allora perché continuare a soffrire a causa dei pregiudizi e dell'ignoranza? Trovare la persona giusta oggi è difficile, ma non è impossibile. Alberto potrebbe aiutarti solo se tu lo vuoi. Chiamalo adesso 348 03 82 850.